Con Sabato 3 ottobre, San Gerardo Abate. È il 277° giorno dell'inizio dell'anno, ne mancano 89 al termine. Il sole sorge alle 7:12, tramonta alle 18:47. La luna sorge alle 19:51, tramonta alle 8:25. Emanato un decreto con il quale si vieta ai 3 capi del Consiglio dei 10 di girare per la città, di entrare nei negozi o altri luoghi pubblici ove era solita ritrovarsi la nobiltà durante il periodo del loro incarico. Tutto ciò allo scopo di evitare ogni occasione di brogli o altri maneggi. Le previsioni per domani. Inizialmente poco nuvoloso in pianura e nuvoloso con locali schiarite sui rilievi. Dalle ore centrali nuvolosità in aumento ovunque fino a cielo coperto verso sera, precipitazioni quasi assenti nella notte e fino al mattino, salvo qualche possibile debole pioggia in montagna. Dalle ore centrali prime locali precipitazioni via via più probabili diffuse nel pomeriggio e in serata sulle zone montane e pianura centro-settentrionale e fenomeni più locali anche sulla pianura orientale e meridionale. Quota neve in calo fino a 1800-2000 metri. Temperature, valori minimi in contenuto calo, massime in lieve aumento in pianura, in calo in montagna. Quando dalla pianura ci si inerpica per i monti lungo il Piave, il primo comune bellunese è Alano. In realtà il benvenuto lo dà Fener, una delle frazioni che con Campo e Colmirano compongono l'intero territorio di questo paese dalle radici antichissime quanto intricate. Di certo va ricordato come Fener derivi dall'11° miglio di distanza da Feltre, ricordato da un miliario romano dell'attuale Feltrina, testimone di come qui il commercio, ma anche la pesca, fossero fiorenti durante l'impero. E se Fener è legato al Piave, Campo è legato al Tegorzo e Alano al torrente Ornic, tutti a fornire energia ai mulini che qui, oltre a macinare, servivano anche per cardare la lana. Alano deriverebbe proprio da questo prodotto della pastorizia, anche se oggi l'industria del legno è con il turismo e l'agricoltura l'elemento economico trainante di questo tratto del bellunese. Del resto, il capoluogo si estende ai piedi del massiccio del Grappa e con le malghe tiene un rapporto stretto, fatto di sostegno ai prodotti tipici, ma anche alle tradizioni come la transumanza del bestiame. Ad Alano ci si arriva quando è il momento di staccare, di trovare un tempo ed un luogo per se stessi. Sia che ci si trovi sotto la chiesa di Sant'Antonio Abate, giusto per rimandare al rapporto con gli animali domestici, che in mezzo al bosco lungo la strada verso Cima Grappa, quello che contraddistingue questa fetta tra Belluno e Treviso è il canto della natura. Come a Campo, borgo abbarbicato su uno dei tanti promontori verso Schevenin, le cui fonti alimentano da quasi un secolo l'acquedotto del capoluogo della Marca e non solo. E se a Campo vanta i natali Egidio Forcellini, padre del lessico latino da cui derivano gli attuali principali vocabolari italiani, da vedere è certamente il museo dedicato alle guerre, ma anche all'emigrazione nelle miniere del Belgio, particolarmente sentita da queste parti. Anni di fame e di stenti, dove fare i recuperanti significava mettere in gioco la vita, a volte per un piatto di minestra. L'alternativa era il fiume e i suoi torrenti, dove dai sassi si ricavava la calce ancora oggi ricordata da questa fornace. Luoghi ameni per rintemprare lo spirito, ma anche teatri di guerre come quella di Cambrai con il miracolo di Girolamo Miani o del 15-18 con quella che sarebbe diventata la Volpe del Deserto, perché va ricordato che qui ci fu il massimo sfondamento degli austro-tedeschi dopo Caporetto ad opera di un giovane tenente che aveva messo in pratica delle intuizioni su una guerra dinamica decisamente innovative rispetto a quella di trincea combattuta fin dalle prime schermaglie. Il suo nome era Edwin Rommel, che qui arrivò agevolmente da Longarone impegnando non poco gli italiani nell'azione di resistenza. Soldati e ufficiali tricolori stupiti di come i tedeschi conoscessero questa zona del Grappa quanto loro che qui erano nati. Forse non sapevano che Rommel era di casa qui, visto che la giovane moglie, pur essendo polacca, aveva radici venete.
Lucia Marin Molin era discendente dei Molino, famiglia che per secoli ha macinato la farina a Longarone per essere poi distribuita via acqua lungo tutto il Basso Piave.